L'Istituto Rapisardi ha avuto approvato dei PON ripartito nei due comuni di Paternò e Biancavilla, con i rispettivi plessi. Comune di Paternò abbiamo il liceo classico e il liceo artistico, che è in ascesa, e poi c'è il plesso di Biancavilla, dove c'è scienze umane e l'istituto tecnologico indirizzo chimico. I progetti europei che sono stati finanziati sono molto importanti per la nostra scuola, perché permettono di aprire la scuola all'internazionalizzazione. Per esempio, uno dei progetti più importanti comprende il collegamento dell'architettura gotica inglese con l'architettura siciliana, e quindi permetterà ai ragazzi italiani di andare in Gran Bretagna per 3 settimane prima di aver appreso bene la lingua inglese con il B2. Altro progetto importante poi è la impresa etica per il sociale, inclusione e occupabilità. Questo progetto è gestito direttamente dalle Scienze Umane di Biancavilla, che comprenderà il rapporto tra la scuola e un ente esterno che si occupa di anziani. Poi abbiamo anche i FESR, che sono dei finanziamenti per la implementazione di nuovi laboratori.